Amici e amiche del calciosado, buon pomeriggio da Oristano, il campo di Zero Dia si gioca la finale juniores tra Ferrini Cagliari e Latte Dolce Sassari. I ragazzi di Gianni Camba hanno eliminato in semifinale il Taloro e la Monteponi di Iglesias, mentre quelli di Dino Palmas, il Cus Sassari e il Siniscola. Scopriamo subito le formazioni agli ordini di Francesco Gai della sezione di Carbonia, assistito da Francesco Collo e Andrea Porcu della sezione di Oristano. La Ferrini in campo con Tronci, Argiolas, Sistia Matteo, Secci, Giuliani, Fiori, Sculco, Cherchi, Podda, Mainas e Argiolas. In panchina Corella, Smurgia, Fadda, Melis, Faedda, Sistia Nicola e Muresu. Il Latte Dolce risponde con De Mattia, Sanna, Doccu, Spano, Daga, Panzanelli, Ledda, Pala, Scognamillo, Onari e Panai. A disposizione ci sono Segantini, Esposito, Piras, Bovi, Simula, Cone e Satta. Clima gradevole qui sul sintetico di Zarodia, temperatura intorno ai 30 gradi ma c'è un po' di vento. La Ferrini in completo scuro. Si parte. Il lancio per Panai e chiude Secci. Latte Dolce gioca bene. Apertura per Spano. Esce Tronci, attenzione, la porta sguarnita per Scognamillo e c'è il gol! Latte Dolce in vantaggio, l'ex talento del Fertilia la mette dentro. Disattenzione della difesa della Ferrini, la possibilità del tiro per Sculco. De Mattia, Doccu libera. Cambio gioco, Panai. Prova il tiro a giro, ha impattato male la palla. Il rinvio di De Mattia, scavalcare il centrocampo. Attenzione a Panai, accelera Panai, il tiro, c'è il gol! Raddoppio del Latte Dolce, Panai in diagonale, 2-0. Si è incuneato nel cuore della difesa Panai. Il cross di Muresu e c'è il gol di Sculco! Ma secondo la terna la palla aveva oltrepassato la linea. Mainas prova ad andare via, ancora lui, in mezzo Secci, esce la Ferrini, va a Ledda, direttamente in porta, attraversa e poi c'è il salvataggio, azione ancora viva, il tiro, la deviazione sotto misura ma c'era segnalazione di fuorigioco. Avanza la palla al piede. Tenta la soluzione dalla distanza, nessun problema per Tronci. La verticalizzazione per Podda, l'idea era buona. Cerca il varco, la conclusione, para De Mattia. Panai, lo scarico per Onali. Scognamillo, il tiro è Sbilenco. Che si è appoggiato, se no non te l'avevo pigliato. Palleggia bene il Latte Dolce. Doccu. Scognamillo. Il sinistro. Fuori non di molto. Punta l'uomo, se ne va. Il recupero di Fiori. Può ripartire la Ferrini. A pieno organico. Si distende in avanti. Occhio a Sculco e Mainas. Matteo Argiolas. C'è il varco, il tiro, c'è il gol. 2-1, la Ferrini accorcia le distanze. Proprio sul finire del primo tempo il destro di Argiolas. Inizia la ripresa, subito un cambio del Latte Dolce, dovrebbe essere uscito Ledda. Panai, tra le linee, il taglio, esce Tronci. Pala, l'intervento di Argiolas. L'arbitro fa cover, la partita si sta incattivendo. Sculco. Mainas. Numero, palla per Argiolas, miracolo del portiere, cosa ha preso De Mattia? Matteo Sistia, caparbiamente, per Podda, vola verso la porta. C'è un contatto ma la segnalazione di fuorigioco. Altro scontro, Sistia e Sata, attenzione, qualche scaramuccia di troppo.
Mainas chiede l'1-2, ancora lui. Il cross, chiedono il rigore quelli della Ferrini. Ancora sulla sinistra. Il cross, porta in aria, si gira. Ancora lui, la mette dentro. 2-2, ha pareggiato la Ferrini. Il rinvio sbagliato, palla che però torna ancora De Mattia. Ancora corto, arriva Mainas. Il destro, c'è il gol. 3-2, la rimonta della Ferrini. Mainas, un gol che arriva a coronamento di una prestazione davvero eccellente per il numero 10 della Ferrini. Impazziscono di gioia i tifosi cagliaritani. Laterolce tenta il tutto per tutto. Lancio in avanti a cercare Scognamillo. Il contatto con Ali e non si passa. Esce Mainas che sta decidendo la gara. Al suo posto Nicola Sizia. Cerca di proteggere la palla. Matteo Sizia simula. L'arbitro fischia il fallo. Guadagna qualche secondo il giocatore della Ferrini. Arriva Spano. Vediamo che lo invita a rialzarsi. Cartellino rosso, l'arbitro espelle il numero 4 del Laterolce. Sassaresi in 10 uomini con un gol da recuperare. Da giro, fuori di un niente. Tutti dentro quelli del Laterolce. Calcionali, attenzione, contatto in aria. Si prosegue. Numero. Entra in aria ancora lui. Il salvataggio, palla ancora buona. E l'arbitro fischia un fallo di Murgia probabilmente. E finisce qui, la Ferrini vince 3-2, si conferma campione regionale juniores per il terzo anno di fila. Decidono i gol di Argiolas, Pod e Mainas. Non bastano ai sassaresi, le reti di Scognamiglio e Panai hanno annullato il doppio vantaggio iniziale. La Ferrini rappresenterà la Sardegna alle finali nazionali con la vincente del Lazio. Capitano della Ferrini riceve la Coppa di campione sardo per la terza stagione di fila. Da Oristano è tutto, grazie per averci seguito, alle prossime partite del calcio sardo.